Ce la farò a dire qualcosa che non è stato detto, perché io ho lo svantaggio, in questo caso è svantaggio, cioè di svegliarmi al mattino e molte delle cose sono state già dette, però dobbiamo parlare di questa manna o di questo manna perché è quello che sconvolge un pochino tutta la giornata. Cominciamo. Gli tenevo tutto un piano, un pianoforte, non un trombone, un piano pronto, amiche belline e amici bellini, volevo fare il recap, parlare la possibilità di andare comunque in Europa in qualche modo, lo rimandiamo probabilmente a domani. Benvenuto Mario Scire 1982, iscrivetevi al canale perché domani parliamo di punti, parliamo di classifica, c'è stato, insomma, si è chiusa ieri la giornata di Serie A e quindi dovevamo fare il recap, era logico fare il recap, però qualche uccellino mi diceva non farlo ancora il video, non fare uscire un video inutile perché potrebbe succedere qualcosa, ed è successo. Lasciate il like perché possiamo parlare di qualcosa che sembra tangibile, no? Si è parlato di Conte, si continua a parlare di italiano. Se mi vengono a dire Kulusevski mi metto a ridere, perché non ha senso, quando hai rinnovato Politano e hai comprato un Gonghe, prendere Kulusevski quando hai già Lindstrom che ADL ha detto che gioca a destra e ti torna Zerbin quindi calma e parliamo di una cosa che sembra praticamente fatta, perché si rincorre questa notizia. Spostiamoci, perché spostandoci abbiamo la possibilità di manna, lo cerchi su Google, lo senti? Manna. L'abbiamo sentito. Sostanza che secondo la Bibbia fu miracolosamente offerta da Dio come cibo al popolo ebreo nel deserto, nel linguaggio devoto, un nutrimento spirituale, sublime verità rivelata. Se poi vai di qua, categoria contorno, è un contorno, non è qualcosa che sposta gli equilibri, e però qua dobbiamo vedere pro e contro, perché se parliamo di manna come giuntoli all'epoca dobbiamo fare un paio di distinzioni, perché c'è sempre il pericolo, no? Si è detto anche di Melusi, il profilo che è simile a quello di Giunto perché non lo conosce nessuno, però è molto diverso molto diverso, perché Meluso verso la fine probabilmente della sua carriera, mentre Giuntoli in rampa di lancio dopo aver fatto grandi cose con il Carpi viene a Napoli, ma prima di imporsi e di diventare Giuntoli, cioè una figura che prende una certa importanza anche all'interno degli spogliatoi, dei corridoi di Castelvolturno e del Napoli, e ci vuole un po' di tempo, non è che arriva e subito si impone, e quindi tutti i nomi che sono stati fatti chiediamo ufficialmente le scuse da parte dei addetti ai lavori. No, quello è arrivato Accardi, è fatta con Accardi, quando Maitare, cioè con Conte viene Petrachi, viene assolutamente Sartori, è già fatta per D'Amico. Signori, vi dovete cominciare a prendere un pochino le vostre responsabilità. Quelli che fanno del proprio lavoro gli esperti di mercato o che riportano le notizie con fantasiose fonti, è fatta, già sta a Napoli. Qualcuno si deve prendere la propria responsabilità, altrimenti ognuno parla, nessuno prende la cosa, poi aspettano quell'unica che prendono su 100 notizie, perché una la devi prendere anche per sbaglio, e la rivendicano pure. Io ieri ho fatto un errore clamoroso, essendo Pasquetta ed essendo insomma il 1° aprile, bisognava stare alla larga da tutte le notizie, da tutte le cose, e quindi io, mosca, invece di fare un video cretino dove vi dicevo sta arrivando, il Napoli ha deciso, prende Rodri dal Manchester City, pare che non sia contentissimo della nuova gestione di Guardiola, dove lui a fine partita sputtana i propri giocatori dicendo dovevi fare questo, così davanti alle telecamere. Rodri vuole venire a Napoli, che vi dico, vi facevo ridere per mezzo secondo e poi si perde credibilità, e invece no, ho preferito stare zitto, ho ascoltato, e oramai faccio i nomi perché non tengo più niente da vedere
con nessuno. L'unica trasmissione che praticamente c'è stato il silenzio generale, giustamente. L'unica trasmissione era quella di Auriemma, e Auriemma per tutta la trasmissione sconfessano loro stessi perché avevano detto cose anche buone dell'arrivo di Calzone, si riabilita Mazzarri. Mazzarri non era il problema, anzi bisognava lasciare la squadra a Mazzarri. Ma perché fanno così? Oltre per le capriole che fanno quando si erano esposti un po' troppo. Ma perché? Perché da Raffaele Auriemma arriva l'attacco verso Chiariello, che ha il rapporto con il presidente. Allora ogni 3 minuti il presidente ha ascoltato quelli con cui ci va a cena e quindi ha tolto Mazzarri per far venire Calzona, quando in realtà l'ho sentito con le mie orecchie, bisognava lasciar lavorare Mazzarri perché l'obiettivo era di non prendere gol e si sarebbe arrivati in Champions. L'ho sentito con le mie orecchie. Questo significa per me difendere Chiariello, ma neanche per sogno, perché Chiariello ci ha detto un'altra serie di stronzate senza fine, e lo sappiamo. Quello mo spende 80 milioni sul mercato, ascolterete ratti e fascisti, vedrete e poi verrete da me. Non è successo niente di tutto questo, quindi ancora capriole, si sono dovute fare ancora capriole. E invece senza capriole e senza dover, la mia unica colpa che ammetto e che non mi fa dormire la notte è che vi dissi che con Mazzarri non sarebbe cambiato molto, invece è stato un crollo verticale. Ma è inutile parlare del passato, bisogna parlare del presente, e lo facciamo domani con la classifica, perché purtroppo continuo a sentire la gente: meglio non andare, bisogna, e lo dice anche Chiariello, bisogna non andare in Europa assolutamente, sarebbe un danno incredibile. E già ci siamo dimenticati del ranking quanto è importante, e già ci siamo dimenticati che la nostra bacheca è vuota, e ci siamo dimenticati che se non vai in Europa anche la Conference, io qua su Paramount Plus la vedo perché c'è la voglia di vedere roba europea. Poi è brutto, poi ci sono i campi innevati, poi ci sono squadre benissimo, se le squadre sono scarse e noi siamo il Napoli, andiamoci a vincere la Conference, portiamo la Roma. Era contenti, la Roma ha un valore in America anche per altri, perché comunque hanno vinto una coppa. Queste sono coppe piccole, ma non sono Monza-Napoli, una finale che si vince una coppa. Quindi non mi venite a dire che l'Europa non va bene, che snobbiamo l'Europa, perché se noi snobbiamo l'Europa, i giocatori, i direttori sportivi e gli allenatori di un certo livello snobbano noi. Credetemi. Purtroppo è così, ma è una mentalità che non si cambia, non si riuscirà a cambiare mai, perché è passato la convinzione, un po' anche per colpa del Napoli, De Laurentiis, che ha sempre snobbato l'Europa League. Insomma, è passata questa storia che serve la settimana tipo per concentrarsi in campionato. Noi lo abbiamo dimostrato coi numeri qua, con le tabelle di Peppe Di Palma e di tutti i collaboratori, che il Napoli quando esce dalle coppe non migliora con i numeri, le prestazioni in campionato. Non facciamo più punti quando usciamo con le coppe, a volte ne facciamo di meno, a volte resta uguale, di conseguenza è una buttata. Abbiamo anche l'esempio quest'anno della Juventus, che senza le coppe doveva dire, e invece guardate che succede con settimane tipo a disposizione. Non è così che si ragiona, anzi le stagioni sono quelle in cui si rimane in corsa per tutto il tempo, tutti sono sul pezzo e nessuno fa prestazioni come quelle con l'Atalanta dove si addormentano. Io ho rivisto anche immagini successive quando ci concentravamo sul gol, sull'errore di Juan Jesus, anche sa che pascola e tutta una serie di pascolatori. No, il pascolo è la manna. Cerchiamo di capire pro e contro di questa possibile operazione, che viene ribattuta anche da Fabrizio Romano, quindi mi sembra che siamo lì per. Ho appena notato una cosa: il titolo di Tutto Sport, Scippo De Laurentiis dalla Juve al Napoli, c'è il nome per la panchina. Ma quando la Juventus ha strappato Giuntoli al Napoli avete scritto anche lì Scippo Juve, Scippo De Laurentiis? Chiedo perché non lo so, non ho memoria. Chi è Manna? Profilo allenatore, che poi non è allenatore ma è direttore sportivo, Vallo della Lucania. Ora dobbiamo già subito chiedere a De Laurentiis: ma non è che questo tiene c'ha dei tatuaggi della Juve? Perché tu hai detto i Juventini mai, se avessi saputo di Giuntoli eccetera eccetera. Juve Next Gen, direttore sportivo Serie CB, in carica dal 22 agosto 2020, quindi tra un po' fanno 4 anni. La cosa che fa rumore è che ha 35 anni.
Quest'uomo, che io potrei dire quasi mio fratello minore, perché io ne ho 40, ma non significa niente, perché se tu sei già negli ambienti e sei già pronto per fare certo tipo di esperienze, sicuramente, probabilmente parliamo di un il famoso il predestinato. 35 anni però. Quindi vuol dire 10 anni fa era club manager del Forlì, cioè a 24 anni. Club manager del Forlì, sto ragazzo, 24 anni. Deve essere uno che ha delle connessioni importantissime. Le studierò, le cercheremo, se qualcuno già le sa, sotto nei commenti. Poi passa al Chiasso, poi passa a Lugano, dove fa team manager e poi responsabile tecnico e poi direttore sportivo, e poi la Juve gli fa fare prima il responsabile del settore giovanile Under 19 e poi il direttore sportivo dell'Under 23, che è una situazione particolare perché giocano in Serie C, perché poi non possono essere promossi, è tutta un'altra situazione. Ora, la prima differenza con la figura di Giuntoli è che Giuntoli, quando venne dal Carpi, aveva 42 anni, comunque giovanissimo, senza dubbio, però credo che tra 35 e 42, io lo provo sulla mia pelle, c'è una bella differenza. Però se questo già aveva fatto 10 anni di esperienza da quando era giovanissimo, potrebbe essere un modo completamente nuovo di approcciare tutta una serie di dinamiche. Attenzione, bocciare Manna mi sembra proprio una follia, non lo sappiamo. Forse una delle cose, forse la principale, è che con i tempi ci siamo, nel senso che prima di scegliere l'allenatore, a meno che non lo abbia già scelto, ma la vedo difficile. Oddio, se è italiano la vedo facile, se l'hai già scelto. Se è qualcun altro, devi finire la stagione e capire cosa vai a fare. Ma come tempistiche ci siamo, nel senso che lo prendi e lo porti con dei tempi giusti, prima che già tu abbia fatto delle operazioni di mercato, prima che la stagione già si sia indirizzata verso un certo tipo di stagione, come avevi fatto con la scelta di Garcia, e poi chiami Meluso. Meluso non lo possiamo giudicare alla fine per quello che ha fatto quest'anno, perché che cosa ha fatto? Oltre ad andare davanti alle telecamere e a parlare quando il Napoli è in difficoltà, Meluso non ha avuto poteri. Che poteri? Ecco la domanda che ci dobbiamo fare: che poteri diamo a Manna? Che cosa gli facciamo fare? Il direttore sportivo, il direttore tecnico si occuperà di cercare dei talenti, si metterà a fianco a Micheli, che è una figura, Micheli, che a De Laurentiis piace moltissimo. Ad ogni piè sospinto Micheli è un grizzly dal sorriso umano, gli piace assai Micheli. E leggo oltretutto che potrebbe esserci prima di tutto un'uscita di scena da parte di Meluso, o che venga poi messo a fare altre cose, non lo sappiamo. Il canale Telegram, non vi siete iscritti, c'è sotto il link in descrizione. Il giornalista Mirko Di Natale interviene a Napoli 24, uno dei più giovani di esse in giro, secondo me una delle figure più rilevanti del management della Juventus fino all'arrivo di Cristiano Giuntoli. Quindi potrebbe essere anche che arriva a giungere Luado, ma chi sta a mezzo? Attenzione, è stato un tramite con la Next Gen, poi ha preso in mano il management. Oggi è più un dirigente che uno scout, quindi resta Micheli in fase di scouting. Conosce molto bene il mondo delle giovanili. Leggevo un accordo con il Napoli per il ruolo di direttore sportivo, ma Manna è un ottimo conoscitore di calcio. Manna con De Laurentiis arriverebbe da una realtà completamente diversa, ma sono curioso di capire come una figura come quella di De Laurentiis, molto imponente e autoritaria, possa coadiuvare un giovane come Manna che ha possibilità di far bene a Napoli. Come si è trovato Manna con Giuntoli? Partiamo da Pompilio. Vabbè, non vi siete iscritti al canale Telegram. Basta. Che entrerà nello staff della Juventus al termine della stagione come Mantovani. Vi ricordate a inizio stagione? Ma quello era Giuntoli, non serve a niente. Erano Micheli e Mantovani quelli bravi con Pompilio. Allora, questo più che una scelta di De Laurentiis scippo che va a prendersi il giovane esordiente dalla Juventus, mi sembra uno scambio. Cioè, tu ti vieni a prendere anche... Vi dovete ricordare quello che era successo. Per giustificare la scelta di De Laurentiis, tutti hanno scritto quando ma quello si mantiene Mantovani, Pompilio, lascia andare Giuntoli che non serve e si mantiene tutto lo scouting e tutta la cosa. Evidentemente non si mantiene proprio niente. Vi venite a prendere Pompilio e Mantovani, mi prendo qualcuno da voi. Assomiglia più a uno scambio che non a una situazione di scelta. Ho individuato l'uomo per il futuro. Manna Allegri all'interno della Juventus, Manna ha un ruolo più che improntato sulla Next Gen, ma ha dato una mano a Giuntoli e a Claudio Chiellini, attuale DS della Next Gen. Se devo dare una lode a Manna, ricorderei la gestione del contratto di Rabiot.
a fine giugno fu lui a parlare con la mamma agente e a stipulare un accordo, l'accordo in essere ad oggi. Insomma, non è chiaro quali fossero le mansioni di Mann nella Juventus, perché sembra un tuttofare allegriano, quindi che mi vengono a dire allora Conte è fatta, mi preoccupo più per Allegri che se viene insieme a Mann. Sono profili che non hanno senso per una questione economica. Poi De Laurentiis vuole spendere dei soldi in più per l'allenatore sicuramente per avere un parafulmine diverso ad un certo punto, però ci deve ragionare bene su tutto questo, perché se tu scegli un personaggio nuovo che ti deve affiancare nella decisione di fare la squadra, quindi tutta l'area tecnica, benissimo, però diamogli delle responsabilità e non utilizzarlo semplicemente come un'altra, come figura, come hai fatto con me. Quindi vediamo, in conclusione, uno dei pro sicuramente di prendere un dirigente giovane e che è giovane e che quindi ha sicuramente fame e ha voglia di arrivare. Non mi sembra insomma un profilo stanco. Profili stanchi non ce li possiamo permettere. Serve gente che, come in campo ci servono giocatori che escono dal fuoco e che una qualificazione in Europa, anche l'Europa piccolina, la cercano e fanno di tutto per arrivare. Un profilo giovane mi sembra rumoroso, mi sembra non male. Contemporaneamente il primo contro è che è un profilo giovane, cioè quanta credibilità un profilo giovane può subito avere all'interno di uno spogliatoio, all'interno di una trattativa. Salve, sono Mann. Chi sei? Ah no, sono quello che ha lavorato con la Juventus. Quindi se mettere davanti non sono quello del Napoli, devi mettere davanti che hai lavorato con la Juventus. Il fatto di aver lavorato con la Juventus comunque per me è una cosa positiva, perché hai un'idea generale di organizzazione un po' più a 360 gradi. Io scorrevo le notizie e ad un certo punto, lo sapete, escono sempre le pubblicità, ma le pubblicità targetizzano quelle che sono le tue possibilità, quindi a me escono pubblicità inerenti al calcio ma nella mia zona, e leggevo Juventus New York Academy, cioè manda un messaggio se vuoi partecipare, il provino, e mi esce spesso anche la Roma. Quindi non ci possiamo paragonare con quello che è la Juventus, che ha mani dappertutto, e oltre insomma squadra femminile, addirittura la giovanili fanno un'esperienza già importante già nella Serie C. Quindi questa è una cosa positiva. Poi dobbiamo vedere che tipo di ruolo avrà, quanta libertà all'interno del ruolo De Laurentiis gli darà, perché siamo alle solite. Dobbiamo sempre considerare De Laurentiis continua ad essere quello che parlo io con Pozzo, 18 all inclusive, dobbiamo fare la trattativa la faccio io, sono io che ho portato Higuain, mio figlio ha portato Kvara. Se è così puoi chiamare chiunque, puoi chiamare Petrachi, puoi chiamare Sartori, puoi chiamare Mann, non cambia nulla. Quindi beati quelli che hanno già una risposta in tasca, quelli che già che dicono è la scelta ideale, bravissimo De Laurentiis, beati loro, e beati anche quelli, siamo in Serie B, abbiamo preso quello della Serie C dell'Under 23, non serve a niente, a cosa serve? È il ridimensionamento già. Beati anche loro, perché io che ne so. Cioè, manteniamoci il dubbio che è legittimo per un tifoso che si è visto distruggere tutto quello che è un impianto societario che funzionava, pezzo per pezzo l'abbiamo perso e li abbiamo sostituiti con ritardo con personaggi che non, prima Garcia, poi Meluso, che non funzionavano, non si sono mai presi. Garcia non si è mai preso con l'ambiente e col resto della squadra, Meluso non ha avuto un impatto a tutti gli effetti. Quindi beati quelli che già sanno che tipo di scelta è questa. Io non ne ho proprio idea, staremo a vedere. È l'unica cosa onesta che vi posso dire, e con onestà io vi dico, non mi sembra questo il progetto che ti porta ad Antonio Conte, perché Antonio Conte, quando parla del Napoli e della Roma, di due piazze che gli piacerebbe allenare prima o poi, dice: se c'è un progetto serio, con serietà e le possibilità per lottare, per vincere, perché io non sono abituato, lo diceva anche col Tottenham, non sono abituato ad accontentarmi di un piazzamento Champions, io voglio vincere. Non mi sembra questo, mi sembrano questi i presupposti per far arrivare Antonio Conte. Se poi insieme ad Antonio Conte mi millantate un Kulusevski, vuol dire che non avete niente in mano e state cercando di dire delle cose perché il tifoso è talmente avvilito che ha bisogno di un nome a cui aggrapparsi
per non mollare definitivamente. Se si fa il nome di Pecchia, se si fa il nome di Possanzini, andiamo in seria difficoltà. Già Italiano è un uomo che spacca. È un allenatore che spacca perché non convince appieno il suo modo di fare calcio. È interessante l'idea di uno che ha delle idee ben precise, onestamente, anche lui giovane, anche lui in rampa di lancio, che però deve fare ancora delle esperienze importanti. Quindi è un ricominciare, ma non è un essere già pronti per lottare per, onestamente. E dobbiamo sempre e comunque non dimenticarci che il calcio non è il cinema, cioè non è che tu puoi fare un film che va benissimo a prescindere da tutti gli altri film che stanno andando in sala. Tu puoi fare il tuo film e va benissimo così, spendi quello che spendi, incassi quello che incassi, il film è andato bene. Abbiamo gli avversari, il calcio è una cosa diversa, se gli avversari si consolidano, se gli avversari ottengono nuove sponsorizzazioni, nuovi soldi dalle qualificazioni europee e si rinforzano anno dopo anno, se tu perdi terreno, il pericolo è quello, è che quelle tre non le consideriamo. Debiti, difficoltà, allenatori sbagliati, società misteriose, non le possiamo considerare perché sono inarrivabili. Il Bologna ha fatto un exploit quest'anno, magari se ne tornerà indietro, vediamo cosa manterranno per l'anno prossimo. E poi devi sempre considerare la Roma, che ha un profilo internazionale anche solamente per la città e per il brand che rappresenta, un profilo internazionale importante. Devi considerare l'Atalanta, che dà sempre fastidio tutti gli anni, devi considerare la Lazio, che adesso si deve risistemare, e devi considerare la Fiorentina, che piano piano mette questi tasselli, mette il Viola Park, mette altre cose di struttura, e piano piano lo vuole fare e si vuole consolidare anche lei. Abbiamo queste 4 squadre con cui dobbiamo competere. Se non stiamo attenti a rifondare poi anche con giocatori forti da dare a un allenatore bravo, rischiamo di fare annate anonime. Questo è il pericolo. Ecco perché io insisto alla grande, serve il campionato, serve la Coppa Italia senza snobbarla, e serve assolutamente una Coppa Europea, che sia la Conference, che sia l'Europa League, la Champions League è impossibile, ma serve perché altrimenti se perdi il respiro internazionale, altro che Kulusevski, dobbiamo veramente affidarci a Zerbin. Da New York, Valerio Fluido è tutto, mannatemi i vostri commenti, i like finali, se vi convince, se siete già pronti, se non siete pronti, se dite questa è una scelta scellerata o una scelta visionaria, lo scopriremo, ma c'è ancora del tempo prima di... calma.